mercoledì 4 aprile, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, oggi vedremo quale sarà il futuro dell'aeroporto di Catania, poi come dire, festeggeremo anche noi i 160 anni della Croce Rossa Italiana, che è impegnatissima a Lampedusa e in 1000 altri posti dove c'è necessità, e infine, anche per sorridere, si ricomincia con la prova costume in vista dell'estate, e quindi la domanda è come alimentarsi. Ma prima di tutto le notizie più recenti: una scossa di terremoto per fortuna senza danni né a persone né a cose è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della costa sud-orientale della nostra isola. Secondo i dati dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto per ipocentro, cioè il punto interno dentro la Terra, 32 km di profondità, mentre l'epicentro, cioè il punto più colpito in superficie, è a 78 km a sud di Siracusa, ma ripetiamo, non ci sono stati, grazie al cielo, danni né a persone né a cose. In Sicilia mancano medici e infermieri e quindi è negato di fatto il diritto alla salute. Lo sfogo, la protesta dei sindacati che sollecitano investimenti e riorganizzazione del sistema sanitario. Questo grido d'allarme è arrivato ieri in occasione della giornata mondiale della sanità. Più ospedali, meno affari. Mentre si celebra la giornata mondiale della sanità nel Messinese, si leva alto il grido d'allarme di migliaia di cittadini alle prese con un sistema sanitario che non garantisce cure adeguate ed assistenza. Arretrano il Mezzogiorno e la Sicilia con troppe disuguaglianze da nord a sud, come denuncia l'Ordine dei Medici. Nell'ultimo rapporto GIMB sono 800.000 i siciliani che hanno rinunciato a curarsi, con liste d'attesa di mesi per banali interventi chirurgici. È un fiume in piena il segretario confederale regionale CGIL Francesco Lucchesi. Siamo la terza regione per immigrazione sanitaria, siamo una regione in cui mancano 1500 medici. Gli investimenti del PNRR ancora non hanno visto la luce nella stragrande maggioranza della Sicilia. Abbiamo pronto soccorso che funzionano solamente 12 ore al giorno e pronto soccorso che sono chiusi ormai da anni. Gli investimenti anche per implementare le terapie intensive non sono stati utilizzati, nonostante i soldi siano stati appaltati durante il periodo del Covid. Cure, prevenzione e quindi diritto alla salute che in Sicilia non sono garantiti. I sindacati, la CGIL in primis, chiedono di aggiungere almeno 5 miliardi al Fondo Nazionale e alla Regione, una riorganizzazione attesa da troppo tempo. E nella giornata mondiale della sanità, assemblee permanenti sono in corso a Palermo, Milazzo, Barcellona e Lipari, dove tagli e assenza di investimenti non lasciano dormire sonni tranquilli. Ponte ed espropri a Messina. Stamattina al Palacultura apre lo sportello per gli espropri appunto della società Stretto di Messina. In città c'è preoccupazione dopo la pubblicazione degli elenchi delle case e delle situazioni da espropriare. A Torrefaro in particolare c'è chi non vuole lasciare la propria abitazione. Probabilmente non ci si rende conto che stanno trasformando un paradiso in un inferno. Le parole dei residenti di Torrefaro, di chi non si vuole ancora arrendere a lasciare la propria abitazione per consentire la costruzione del ponte sullo stretto nel primo weekend di aprile, soleggiato sul lungomare di fronte allo stretto. È sempre questo l'argomento più dibattuto. Al Palacultura a Messina sarà aperto lo sportello della società Stretto di Messina per la verifica delle mappe degli espropri in tutta la città, perché il tema è sempre quello: nessuno vuole lasciare la propria abitazione. Per ora parlano di espropri. Che espropri? Quando le faranno questi espropri? Che ce ne dobbiamo andare prima? Dopo 22 anni che siamo qua? È un lavoro di una vita. Sono tanti sacrifici. È cresciuto qua, i miei nipoti ora hanno la gioia qua quando vengono qua. Ora ce ne dobbiamo andare. Dove andiamo a finire? Trovo la casa a Messina di nuovo. La preoccupazione di molti è anche quella che, anche se dovesse realmente partire, l'opera non verrà mai completata. Ma il ponte è la
inutilità assoluta, quantomeno per noi cittadini. Quindi noi siamo nell'incubo, nella spada di Damocle, sì, che la casa venga distrutta, venga demolita, ma anche sul fatto che sia demolita e il ponte non venga realizzato. Intanto da Bruxelles è arrivata la conferma che il governo italiano ha presentato all'Unione Europea la richiesta di cofinanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ancora sviluppi sulla crisi idrica nella nostra regione, problemi non soltanto per le culture, ma preoccupazione per esempio a Palermo per le ricadute sul turismo. Adesso gli albergatori temono disdette. Cambiamento climatico, mancanza di piogge, condotte con l'Abbrodo in alcuni punti della città, invasi mal gestiti. La crisi idrica è tutta racchiusa in questi punti. Palermo, la preoccupazione tra i cittadini è reale, soprattutto tra commercianti e titolari di ristoranti, ma anche proprietari di alberghi e B&B. L'incubo disdette dei turisti per la crisi idrica è dietro l'angolo, un po' come è successo l'anno scorso a causa degli incendi. In alcuni quartieri del capoluogo siciliano l'erogazione dell'acqua era stata predisposta già a giorni alterni. Facciamo a giorni alterni, viene l'acqua qua, dovrebbe essere che dovrebbe venire ogni giorno, ma comunque un giorno sì, un giorno no per il momento. L'acqua non c'è ogni giorno, quindi dovrebbe venire ogni giorno. Purtroppo ci sarà una deficienza, come hanno detto, che l'acqua nei piani alti ci sarà una mancanza molto ridotta. Vado in campagna che ho pure l'acqua pure buona, la vado a prendere là, la porto a casa, o qualche fontana che in zona c'è, che hanno detto che sicuramente li elimineranno pure tutte. Più di prendere, salire sopra non posso fare. Ma c'è chi si è già attrezzato negli anni addietro. Ogni emergenza per quanto concerne il discorso dell'acqua, perché di questa carenza che abbiamo praticamente, perché noi negli anni 90, quando ci fu una crisi idrica diciamo simile, ci siamo organizzati e ci siamo fatti una riserva idrica abbastanza grande, quasi da 5.000 litri d'acqua, quindi diciamo, per noi questa sofferenza non esiste in linea di massima. Bravi loro, ma non tutti hanno avuto la stessa accortezza. In città la paura è che ci possano essere misure ancora più drastiche da parte di AMAP per la gestione dell'acqua e se non pioverà il pericolo sarà assolutamente reale. Siamo al calcio, ennesima sconfitta per il Catania che cade anche sul campo del Virtus Francavilla. Si complica la corsa per evitare i play-out. Il mister Zeoli lancia un appello: dobbiamo restare uniti e domenica c'è il derby con il Messina. Le bollicine di coppa sono ormai evaporate. Così il campionato restituisce il solito Catania, lento, impacciato, imprevedibile, impalpabile e perdente. A Francavilla Fontana arriva l'ennesima sconfitta, la 16ª stagionale, che complica maledettamente la corsa per evitare il play-out, anche se in serata, per fortuna, l'Avellino si è imposto sul campo della Turris lasciando i campani a -2 dai rossazzurri. Attenzione però al Monopoli che dopo il blitz di Giuliano punta alla salvezza diretta. Rispetto al vittorioso match di Coppa contro il Padova, Zeoli cambia 4 pedine: Rabisarda per Bois, Welbeck per l'acciaccato Peralta, Marsura per lo squalificato Cicerelli e Costantino per Cianci. A cambiare non è il modulo 3-5-2, ma l'atteggiamento della squadra, senza mordente, senza idee e con un centrocampo incapace di produrre gioco. Ai padroni di casa basta un gol di Artistico al minuto 11 della ripresa per conquistare 3 punti che li tengono in corsa per i play-out. Il centravanti raccoglie un lancio lungo sul quale la difesa ospite si muove male, evita il tentativo di chiusura di Castellini e supera Albertoni. È il gol che decide la partita. Negli spogliatoi Zeoli prende atto della situazione delicata e lancia un appello. Non ho mai chiesto niente, chiedo un po' di compattezza, tutto l'ambiente, tutte le situazioni. È chiaro che non possiamo chiedere questo se poi non facciamo determinate cose da domenica prossima. Ripeto, siamo ancora artefici del nostro destino, poi ci dobbiamo calare in una realtà che forse questa squadra non è abituata. E domenica il derby al Massimino contro il Messina può valere un campionato.
E immagino che i giornali daranno largo spazio, Emanuela, a questo. Eh sì, naturalmente è una notizia che troviamo in prima pagina sulla Sicilia di oggi. Ecco qui la fotonotizia dedicata proprio a questo, incubo play out, ecco la regia ci fa vedere appunto la Sicilia, incubo play out, vediamo effetto Coppa già svanito, il Catania perde anche a Francavilla e ora rischia concretamente gli spareggi, retrocessione. Insomma il Catania che da una parte vince la Coppa Italia e dall'altra invece che potrebbe finire addirittura in D. Vediamo le altre notizie, l'apertura, lotta alle droghe, gli Stati Uniti studiano a Caltanissetta. Si chiama Casa Rosetta, capofila per formare esperti contro le dipendenze. C'è il plauso della DEA, che è un'agenzia federale appunto antidroga statunitense. E poi una notizia che arriva da Salerno, l'incidente in provincia di Salerno, tragico scontro con un SUV, la strada spezza le vite di 2 giovani carabinieri che vediamo appunto in queste fotografie. Altre notizie, questa volta che arrivano dalla Sicilia, la siccità, acqua razionata da oggi anche a Gela, SOS delle imprese, Jacuzzi ambientalista. E poi la protesta, scorie nucleari, Tempio di Segesta accerchiato dal fronte del no. Si parla anche dell'Etna in prima pagina perché c'è stato uno sbuffo di cenere senza pioggia nera, fortunatamente l'Etna dà spettacolo fino a Taormina. Andiamo a vedere le notizie, alcuni approfondimenti appunto all'interno della Sicilia. Vediamo questa notizia di apertura, formazione a cascata degli esperti nella prevenzione delle dipendenze. La persona al centro di Casa Rosetta, un modello per il Dipartimento Antidroga degli Stati Uniti. Una formazione a cascata per creare un pool di esperti appunto nella prevenzione delle dipendenze. L'obiettivo di questo progetto, avviato a Caltanissetta, finanziato, dicevamo, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il percorso, seguito nei vari step da Enrico De Cristoforo, che è il coordinatore, sarà attuato nell'arco di 2 anni d'intesa con gli enti locali e i loro servizi sociali, le ASPO, insomma le strutture. La persona al centro sostiene l'implementazione del modello Unplugged, un programma scolastico per la prevenzione all'uso di tabacco, alcol e sostanze tra gli adolescenti. Vediamo alcuni dati della tossicodipendenza in Italia. Il 6,9% degli italiani hanno provato la cocaina, la media europea è del 5,4%. La cannabis invece viene utilizzata dal 32,7%. Ecco, questa è la percentuale delle persone che ne hanno fatto uso, è la droga più consumata in Italia. La media europea è il 27,4%. 32,7 è 1 su 3 praticamente. Praticamente sì, sono dati insomma abbastanza allarmanti. E poi 235.000 sono i consumatori ad alto rischio di eroina e poi 10 casi su 1 milione il tasso di mortalità legato al consumo di sostanze stupefacenti appunto nel nostro paese. Questi alcuni numeri che oggi riporta la Sicilia, ma la Sicilia parla anche di siccità chiaramente. L'attacco di Legambiente, progetti vetusti e logiche superate. Confagricoltura chiede interventi per le imprese. A Gela c'è mezza città già senza acqua. Cifre astronomiche per opere altrettanto esagerate, riproposizione di progetti vetusti e di logiche superate da decenni. Ad oggi, nei diversi invasi artificiali siciliani, l'acqua contenuta è di gran lunga sotto la soglia delle prossime necessità. Con buona probabilità sarebbe stato meglio se quando Legambiente, che appunto da anni si occupa di clima, aveva lanciato l'allarme, fossero state messe in atto misure progressive di riduzione dei consumi e soprattutto degli sprechi. Andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania perché Catania è in festa, anzi Lungomare Fest, ma non per tutti. Grande partecipazione di cittadini all'isola pedonale, restano alcuni aspetti da migliorare. Il comune dice oltre 30.000 persone, un record, sui social suggerimenti intelligenti per evitare il caos nelle strade.
limitrofe. E vediamo questo lungomare feste, insomma qua ci sono anche alcune foto che raccontano la domenica di ieri dei catanesi. Le lamentele però corrono sui social, bella idea ma mancano i parcheggi, sono tanti che hanno sottolineato questa cosa. Basterebbe potenziare navette e metropolitana per favorire appunto questa grande isola pedonale. Poi dicevamo appunto il lungomare preso d'assalto dalle famiglie, ma nelle strade limitrofe purtroppo code e traffico in tilt. Vediamo altri quotidiani di oggi. Giornale di Sicilia. Riparte la telenovela dei traghetti. La società che gestisce il servizio batte cassa per i troppi crediti e blocca i collegamenti integrativi con le isole minori. Rimpallo tra regione e ministero sui nulla osta. Stagione estiva alle porte e tornano i disagi che già conosciamo. Allarme turismo per le olie, blocco merci per Pantelleria. I sindaci sono già sul piede di guerra in rivolta. E poi vediamo ecco, per quanto riguarda la Serie B siamo a Palermo, ecco il centro sportivo inaugurato a Torretta, Palermo, pronto all'assalto di qualità al centro. Vediamo anche Schifani che taglia appunto il nastro, la struttura inaugurata con i dirigenti del City. Partita con la Samp, invece questo per quanto riguarda il calcio giocato, Mignani ha dato la scossa, ma la difesa è sempre incerta, questo a proposito del pareggio contro la Sampdoria. Emergenza idrica, nel dossier dell'assessorato ci sono scenari cupi per l'agricoltura e poi a Trapani l'erogazione dell'acqua torna alla normalità dopo i lavori, riparata la condotta Agrigento, stop per inquinamento ai prelievi in via Regione. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud di oggi, anche la Gazzetta apre con la stessa tematica, la rivolta delle isole siciliane dopo l'annunciato stop dei collegamenti marittimi integrativi alla vigilia della nuova stagione turistica. La società navigazione sospende 2 corse giornaliere da Milazzo alle Eolie. E poi vediamo nel taglio centrale addio a Franco Providenti, magistrato ed ex sindaco che ha segnato la storia recente di Messina, e dall'altro lato una notizia di sport che riguarda proprio il Messina Calcio, salvezza in tasca grazie a questo 2-1 sul Monterosi. Altre notizie in alto, il ponte sullo stretto, il sindaco Basile chiede un confronto anche con RFI. E poi il diritto di curarsi, ieri sit-in a Milazzo, Barcellona e Lipari davanti agli ospedali in occasione della giornata appunto mondiale della sanità. Siccità in Sicilia, a rischio l'intero settore agricolo, anche qui lo stesso allarme, si temono danni per 3 miliardi, un disastro annunciato. E con questa notizia ci fermiamo. D'accordo, facciamo una breve pausa, tra poco ci saranno i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale con Manuela Corsi. Allora partiamo dal Corriere della Sera e vediamo intanto il titolo in grande: Israele, ritiro dal sud di Gaza. A 6 mesi dall'attacco terrorista cambia la strategia, la spinta degli Stati Uniti, il fronte iraniano. Dentro la striscia resterà un battaglione, ma Netanyahu dice la guerra continua. E poi vediamo le altre notizie, il dossier davvero Hamas è stata sconfitta, appunto sempre sulla prima pagina del Corriere per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, ma si parla tanto anche di politica. Conte, noi leali, il futuro dipende da Elli, e la leader vara un codice etico per i candidati. Per quanto riguarda invece la politica estera, in Francia sono tutti pazzi per Glucksmann Junior che dice sfido Macron, riempie le piazze di tutta la Francia e per i sondaggi è in netta crescita. Lui è il progressista Glucksmann, 44 anni, dal 2019 deputato a Bruxelles, la sorpresa per le europee, appunto la sua sfida è contro Macron, mentre invece nel nostro paese, a proposito di europee, Calenda l'alieno dice Bruxelles, Porto, chissà l'inglese. E
poi le liti del leader di Azione. Qui leggiamo la solitudine di Calenda, storie di liti e alleanze saltate, l'ultima con Renzi e con Bonino, questo per riassumere un po' le ultime vicende del suo partito. Poi da Netflix ai libri, nostalgia di Berlusconi, e nel taglio centrale vediamo questa foto di Andrea Camilleri con Giovanni, con Maurizio De Giovanni, che dice: Camilleri mi insegnò ad accarezzare un viso. Lui racconta l'amico scrittore. Andiamo a vedere all'interno del Corriere della Sera, appunto in primo piano c'è il Medio Oriente. Via le truppe da Gaza Sud, questa è la notizia delle ultime ore, ma Israele dice non è finita. Il ministro Gallant: ci prepariamo all'invasione di Rafah, gli egiziani, possibile tregua nei prossimi giorni. E qui, come sempre fa il Corriere, fa vedere una cartina di quella che è la situazione, il quadro in questo momento. In giallo sono tutte le zone sotto controllo israeliano. Rafah resta appunto l'unico territorio dove in questo momento appunto ci sono ci sono i campi profughi, sì. Un segnale distensivo a Biden e una pausa per i riservisti. Incombe però la minaccia iraniana. Bremer sul negoziato, ostacoli da Hamas, la striscia terra di nessuno. E vediamo ancora dalla vittoria totale come cambierà, ecco, la strategia di Netanyahu, dalla vittoria totale alla strategia adesso dei raid mirati. Il limbo di Netanyahu, un conflitto in sospeso che va avanti. Bibi spera di allontanare il voto. 20 miliardi di dollari, per dare qualche cifra, il costo della ricostruzione nella striscia di Gaza, dove sono state sparse 26 milioni di tonnellate di macerie dopo 6 mesi appunto di guerra. 34.000 i palestinesi uccisi nella striscia di Gaza. Israele ha dichiarato di aver perso 600 soldati. Cambiamo argomento e vediamo invece in Francia l'anti-Macron che si chiama Glucksmann mania, scrive il Corriere. Il 44enne Raphael ha resuscitato la sinistra, sale nei sondaggi per le europee e insidia la candidata dell'Eliseo. A differenza di Macron, io nell'Unione ci credo davvero, dice appunto alla Stampa. La Stampa, il quotidiano italiano, vediamo cosa scrive in prima pagina. Israele prepara l'assalto a Rafah, Netanyahu ritira le truppe da Gaza Sud, no al cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi. La mossa spinge migliaia di palestinesi a tornare a Khan Yunis. Tajani incontra Katz, ora favorite gli aiuti. E poi c'è la storia di questo medico che racconta: io medico nella striscia tra bambini affamati. PD, giro di vite della Schlein, codice etico per i candidati. Voto di scambio a Torino, Gallo Junior si fa da parte. La segretaria adesso impone nuove regole per le europee. Poi c'è il commento in questo articolo, ma adesso Elli si rilegga l'intervista a Berlinguer, scrive la Stampa. Andiamo a vedere il Tempo. Ecco, a proposito di Berlinguer, scrive Bellinguer, richiamando anche il nome di Elly Schlein. La sinistra a pezzi, dopo Votopoli, apre la questione morale. L'inchiesta si allarga, chiama Letta, chiama Fassino, così i RAS dei voti si spartivano. Il PD. Andiamo sempre questo tema, lo troviamo in apertura sulla Nazione. Caos PD, stop agli impresentabili in lista. A Torino si ritira il candidato Gallo Junior, ma in lite sul nuovo capolista. I Dem corrono ai ripari con appunto questo codice di autoregolamentazione. Poi c'è un'intervista a Nichi Vendola, la questione morale non è antiquariato. Salvini intanto rilancia su Bari, presto il nostro nome, e difende poi le misure sull'edilizia. Tra poco vedremo anche questo. E poi nel taglio centrale la fotonotizia: primo ritiro da Gaza, Israele lascia il sud della striscia ma attaccheremo Rafah. E poi in Ucraina, perché c'è l'altra guerra in Europa, in questo caso Zelensky che chiede aiuto agli Stati Uniti e dice: senza armi perdiamo la guerra. La Repubblica.
Ecco qui, Israele ritira le truppe da Gaza, Netanyahu niente tregua senza il rilascio degli ostaggi, e poi Schlein basta correnti. La segretaria PD, le liste saranno espressione del nuovo corso senza ascoltare capi bastone e mercanteggiare. Dopo il caso Bari, con lo strappo appunto del Movimento 5 Stelle, in Piemonte si dimette il capogruppo regionale Dem Raffaele Gallo. E poi blitz della destra sulla par condicio, rivolta dell'opposizione che parla di atto di regime. La notizia dei 2 carabinieri uccisi la troviamo qui in basso nella prima pagina di Repubblica. Tragedia a Salerno, drogata e ubriaca, investe pattuglia, morti 2 carabinieri. Alla guida appunto questa giovane sotto l'effetto di alcol e droghe. All'interno di Repubblica l'approfondimento, Schlein sfida le correnti Dem, sulle liste per l'Unione Europea decido io, avanti col cambiamento, dice la segretaria dopo le parole di Conte e gli scandali di Bari e Torino. In vista delle candidature la parola d'ordine sarà niente caminetti e avverte 5 Stelle, solo uniti si vince, chi si sfila si assume la responsabilità. Andiamo a vedere, a proposito delle inchieste di Bari, ma soprattutto dell'inchiesta in Piemonte, ecco qui La Verità scrive: le Endrine mettevano le mani sulle grandi opere grazie al PD. Palazzo della Regione Piemonte, tratte autostradali, persino il porto di Genova. Così, secondo l'accusa, le ditte in odor di criminalità organizzata legate ad esponenti Dem infiltravano gli appalti pubblici. Il GIP procedevano malgrado l'interdittiva antimafia, contando sulla sponda di chi avrebbe dovuto vigilare. Questo per quanto riguarda proprio l'inchiesta in senso stretto. E poi restiamo su questa pagina perché cambiamo decisamente argomento, si parla delle auto elettriche, costi, peso, usura, i guai dell'auto elettrica. Non solo il prezzo è spesso inaccessibile, le vetture che si ricaricano sfondano più facilmente i guardrail, soffrono caldo e freddo e possono bloccarsi, hanno riparazioni molto più care, quindi viene un po' demolita, ecco, l'auto green, quella che dovrebbe sostituire la classica automobile. Il Fatto Quotidiano, c'è un'intervista a Conte. Schlein decida, cambi il PD o il PD vecchio cambierà lei. Il leader dei 5 Stelle annuncia presto novità sulla giunta Emiliano. E poi, sempre sul Fatto Quotidiano, si parla anche di bollette del famoso mercato libero che sarebbe un bidone e va evitato. È ufficiale, la caotica riforma di Meloni aumenta i costi per le famiglie, ma per l'elettricità c'è una via di fuga. Fino a luglio si può entrare nelle tutele graduali per 3 anni. L'approfondimento appunto oggi nel Fatto Quotidiano. Libero, anche qui PD in primo piano, voglia di bavaglio, scrive, il PD vuole decidere la scaletta del TG1, proteste dei Dem perché la RAI osa parlare delle indagini in corso a Bari e Torino sui loro candidati, e questi sarebbero i democratici, scrive appunto Libero. E poi gli islamici e il Ramadan che è terminato questa mattina alle 8, chiudete tutte le scuole. Dopo Pioltello i musulmani appunto rilanciano con questa proposta. La Gazzetta del Mezzogiorno naturalmente si occupa della questione Bari e quindi dopo lo scandalo, l'inchiesta, ora tocca a noi, Salvini rilancia Bari, finita l'era Emiliano De Caro e con l'autonomia addio pessime amministrazioni. Queste sono le parole appunto del leader leghista. Il Giornale, anche qui vediamo Salvini in primo piano che però spiega il salva casa, questo provvedimento, questa proposta, dice non è un condono però per sanare gli abusi, si tratta soltanto è relativo alle difformità interne, quindi ha specificato contro chi lo accusava di aver messo in piedi una nuova sanatoria. Poi vediamo, a proposito di casa, un quotidiano economico, Il Sole 24 Ore, che mette in primo piano il bonus casa, stretti nella morsa degli adempimenti con il nuovo invio preventivo delle spese, sono 21 i passaggi obbligatori, 12 sono stati introdotti proprio con il super bonus e da lì in poi. E poi l'analisi alla riqualificazione profonda, non servono sussidi.
mascherati. Si parla anche dei rischi climatici, i programmi sono in ritardo per insomma, quanto riguarda, sono previste 360 azioni nel piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvati dal governo, però manca la mappatura delle risorse in campo e la nomina dell'osservatorio per il coordinamento. E poi Italia Oggi, ecco, a proposito di case, visto che si parla oggi anche di questo, solo case green dal 2050, obiettivo zero emissioni e già dal 2040 sarà vietato installare caldaie a gas. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere non inquinanti a partire dal 2030, questi sono tutti gli adempimenti per i prossimi anni. Bene, ci fermiamo qui con la rassegna stampa, adesso un'occhiata al tempo con il nostro meteo e poi subito dopo parleremo delle novità in vista per l'aeroporto di Fontanarossa. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di lunedì che vedrà bel tempo su tutto il nostro territorio grazie all'anticiclone nordafricano che garantirà una giornata soleggiata ovunque, così come sulla Sicilia dove il contesto si presenterà stabile, asciutto, una giornata con sole protagonista e con cielo sereno e terso, al più avremo lievi velature di passaggio. Temperature massime diurne oltre la media stagionale, in molte località infatti si sfioreranno i 26-27 gradi. Non cambia lo scenario meteorologico poi nemmeno nella giornata di martedì. L'alta pressione ancora una volta dominerà la scena meteorologica garantendo ampi spazi soleggiati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Clima ancora una volta simile estivo. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Di Catania, nel futuro ne parliamo con Giannina Ciancio che è consigliere comunale dei 5 Stelle di Catania, buongiorno e benvenuta, e Giovanni Magni che è consigliere comunale di Fratelli d'Italia qui a Catania. Lasciate alle spalle le polemiche dell'anno scorso dopo l'incendio, adesso ci si occupa di come sarà lo scalo di Catania. Se ne è occupato un recente consiglio comunale che è stato straordinario, durato oltre 2 ore, convocato su richiesta proprio dal Presidente che è qui con noi, della 7ª Commissione Turismo, Giovanni Magni. Che cosa si è deciso? Allora, si è parlato di questo consiglio straordinario e ho voluto fortemente questo consiglio straordinario perché volevo che in consiglio comunale si parlasse di temi che cambiassero il volto della nostra città. Abbiamo parlato appunto in commissione, abbiamo sviscerato in commissione in maniera esaustiva tutta la questione del Terminal B, ci siamo confrontati con la dirigenza della SAC e dell'ENAC e abbiamo posto una serie di interrogativi all'amministrazione, all'ENAC appunto e alla SAC, interrogativi che hanno trovato delle risposte. Adesso pian piano vedremo a uno i vari aspetti. Vi hanno convinto voi dei 5 Stelle? Beh, no, non ci hanno convinto per il semplice fatto che lei prima diceva lasciati da parte, diciamo, i problemi dello scorso anno, ma noi in realtà non li abbiamo mai messi da parte, tant'è che abbiamo chiesto una commissione apposita da costituire in Consiglio Comunale proprio su quello che è successo durante l'incendio e soprattutto dopo l'incendio, quindi con la gestione dell'emergenza che secondo me e secondo noi è stata assolutamente carente e non ha dato risposte. E su questo cosa pensate di fare? Ma noi abbiamo chiesto più volte, lo abbiamo ribadito in Consiglio Comunale, noi abbiamo chiesto le dimissioni dei vertici SAC perché riteniamo che sì, quindi, è vero, è bene pensare al futuro, ma come ho detto anche in Consiglio Comunale, a volte per prendere la rincorsa bisogna saper fare un passo indietro. Anche Torrisi le dimissioni? Assolutamente sì. Nonostante, come già detto anche in Consiglio, nonostante la stima che ci può essere personale, ma
non sicuramente sulla gestione dell'aeroporto. Noi lo ribadiamo che senza un cambio di passo, ecco, non si può parlare di futuro. Per voi Torisi non si tocca? No, non è questo. Io sono stato anche molto critico nei confronti della dirigenza della SAC quest'estate, però io credo che bisogna andare avanti, bisogna, col ruolo che adesso anche ho come presidente della commissione, è giusto che io adesso mi confronti in maniera seria con la dirigenza della SAC e dell'ENAC. Il fatto di essere stato critico nei confronti, in quel momento storico, nei confronti con la dirigenza, non vuol dire che oggi bisogna essere intellettualmente onesti nel dire che quella dirigenza oggi ha risposto a tutti gli interrogativi, a tutti quei dubbi della commissione composta sia da maggioranza che da minoranza. Bene, è interessante quello che dice, è molto importante, grazie per la sua franchezza. Parliamo intanto del fatto che è arrivata la VIA, uno dice che è una strada, no, è la valutazione di impatto ambientale sul master plan, un piano cioè di interventi che era atteso da 3 anni e che adesso è arrivato, è stato approvato? È stato approvato, sì, e c'è un proficuo dialogo con l'ENAC. Quando si parla di ENAC non si parla di una partecipata, ma si parla bensì appunto di Stato, quindi è stato approvato il progetto, crediamo, speriamo anche e staremo attenti in questo che poi si possa vedere appunto, si possono vedere i lavori del Terminal B nel prossimo futuro, non un futuro ipotetico, e noi saremo lì a vigilare come commissione e come consiglio comunale. Punto primo, sarà demolito il Terminal Morandi? Anche questo è stato grande oggetto di discussione all'interno della commissione. Abbiamo visto che effettivamente le spese per i costi di gestione dell'abbattimento sarebbero stati pressoché uguali. Crediamo che sia giusto abbattere una struttura, un edificio ormai obsoleto, non più all'avanguardia, una struttura che è stata costruita nel 1981 e che quindi non può guardare al futuro. Vogliamo porci l'obiettivo di essere guardati con una struttura, con infrastruttura all'avanguardia da parte di tutto il mondo. E voi l'opposizione che dite? Ma noi riteniamo che andava fatto quantomeno un lavoro di concertazione prima di dire sì abbattimento o no abbattimento, ma per una semplice questione tecnica e di rapporto costi-benefici. Noi siamo andati con la commissione sul posto, abbiamo fatto un sopralluogo, ma ci siamo ritrovati, diciamo, a progetto già fatto e a decisioni prese, quindi non abbiamo avuto nessuna voce in capitolo per poter valutare, per poter dare un suggerimento, poter dire sì, meglio l'abbattimento, meglio il mantenimento e la ristrutturazione. Ecco, questo onestamente non ci è sembrato corretto. Però un terminal più ampio è un'esigenza, diciamo, come vuol dire. Sì, però ripeto, noi abbiamo saputo tutto a cose fatte. Non abbiamo avuto nessun modo di collaborare anche all'elaborazione del progetto che in tutta franchezza ci sembra davvero importante. Non abbiamo notizie sui tempi e sui costi i costi hanno dato qualche dato in consiglio, ma sui tempi di realizzazione siamo assolutamente, navighiamo a vista. Ci sono? Scusi, per poter iniziare ora bisogna creare una gara d'appalto, ci comunicano, come hanno affermato in Consiglio Comunale, di essere già pronti nei prossimi mesi di poter creare questa gara d'appalto e iniziare subito i lavori di smantellamento appunto del Terminal B. A questo deve corrispondere entro il 2026 l'arrivo della metropolitana proprio sotto al nuovo Terminal B. Voi ci credete? Diciamo che la metropolitana non ci ha dato grande prova di efficienza negli ultimi anni, anzi sta facendo dei importanti e gravi passi indietro. Abbiamo tolto il metro shuttle che arrivava durante il weekend alle 2:30, non si accenna ad estendere l'orario di esercizio, a aumentare le frequenze. Sulla tratta Stesicoro Aeroporto navighiamo a vista anche in questo caso, i lavori sono fermi e c'è un contenzioso infinito che non si capisce come si deve risolvere. Francamente noi siamo molto scettici. Sono fermi i lavori per la metropolitana verso Fontana Rossa, diciamo, l'aeroporto? I lavori attualmente non mi risultano che siano fermi, ma siamo assolutamente fiduciosi. Non dipende, è giusto dire che non dipende solo appunto dal comune di Catania, però anche in questo attueremo un lavoro di vigilanza affinché si possano rispettare i temi.
Contemporaneamente è prevista l'ampliamento e la rifunzionalizzazione del terminal A, quello che conosciamo tutti. E in che cosa consiste tutto questo? Ma in realtà si è parlato più del terminal B, appunto l'aumento anche in termini di grandezza di questo terminal permetterà di smaltire e non di poco anche le funzioni che ha oggi il terminal A. Una struttura più grande, adeguata ai tempi appunto moderni, permetterebbe ad esempio di avere un aeroporto attrattivo, avere un aeroporto dove all'interno ci potranno essere tantissime attività anche commerciali, che magari anche in termini occupazionali saranno un surplus per la nostra città. Ciancio, ma intanto nel frattempo progettano il terminal C, mentre voi... Ma noi possiamo progettare tutto quello che vogliamo, il problema è che se la struttura aeroporto non recupera un minimo di credibilità rispetto a quello che la città di Catania, i turisti e non solo, i cittadini, hanno subito durante e subito dopo l'incendio dell'anno scorso, qua parliamo del libro dei sogni. Sinceramente sono contenta che si facciano progetti, sono contenta che si parli di futuro, ma continuo a pensare che fino a quando non c'è un'assunzione di responsabilità, tra l'altro richiesta anche dal sindaco in maniera molto ferma e molto dura nella scorsa estate, cosa che invece di recente... Mi scusi, ricordo che il sindaco aveva chiesto le dimissioni. Sì, è stato tra i primi, tra l'altro noi abbiamo dato pieno sostegno da opposizione al sindaco su questa posizione. L'altro giorno in Consiglio Comunale è sembrata un'altra storia, come se ci fosse una sorta di accondiscendenza rispetto a quello che è previsto o quelli che sono i progetti di SAC. Per noi non può finire a tarallucce e vino. Che cosa bisognerebbe fare dunque? Ripeto, un passo indietro dei vertici sarebbe il primo passo per poter parlare di futuro serenamente e senza pregiudizi rispetto a quello che è successo in passato. Magni, questo bloccherebbe i progetti o no? Assolutamente, noi invece quel comunicato che ho personalmente firmato come membro di Fratelli d'Italia ci dimostra che invece siamo intellettualmente onesti nel dire sempre come stanno le cose, e anche il fatto che il sindaco abbia firmato in quel momento storico quel comunicato dimostra... Quel comunicato quale? Il comunicato dove ha chiesto appunto le dimissioni in seguito all'emergenza di quest'estate dell'aeroporto. E poi però? Questo non vuol dire però che non ci deve impedire, una volta voglio ricordare a me stesso che il Comune rappresenta il 2% delle azioni della SAC, ha chiesto delle dimissioni, ma questo non ci deve impedire poi di avere un rapporto di collaborazione in futuro. Quindi se la SAC presenta un progetto volto al futuro della nostra terra, approvato dall'ENAC, che ricordo nuovamente stiamo parlando dello Stato, non vogliamo metterci non vogliamo creare un muro, ma vogliamo semplicemente avere un dialogo proficuo. Ma il dialogo proficuo non vuol dire di non dire le cose come stanno, vuol dire parlarci in maniera concreta, in maniera diretta, in maniera efficiente. E ci sono cose grosse in arrivo, non abbiamo detto soltanto le terminal A, B, C, ma c'è anche l'idea di fare una nuova pista di 3 km e 100 metri per consentire agli aerei a lungo raggio, cioè mentre quella attuale è soltanto 2 km e 4, qui si arriverebbe a 3 km e 100, in modo che possano arrivare aerei a lungo raggio, quindi anche quelli che arrivano da più lontano che dagli scali più tradizionali. Nel frattempo dovrebbe essere interrata la ferrovia in modo che arriva praticamente da quelle parti. È tutto un po' come dire, progetti ambiziosi, mi Assolutamente pare. Sì, progetti ambiziosi, progetti che devono permetterci appunto di guardare la nostra terra in un modo assolutamente propositivo. Ho sempre sentito, quando sono un ragazzino, dottore, noi potremmo vivere di turismo. Ecco, ci stiamo provando, adesso ci sono le condizioni, stiamo dimostrando non solo con l'infrastruttura dell'aeroporto, ma stiamo dimostrando con i vari fondi europei che siamo capaci di prendere tutti i fondi europei. Non si stanno perdendo in questo momento nessuno dei fondi europei, stiamo lavorando affinché veramente stiamo progettando la città del futuro, non a un futuro ipotetico ma un futuro prossimo. Ecco, i 5 Stelle non sono convinti di questo, però si sente dire ogni tanto da diversi esponenti
Cioè, ma qua poi va a finire che privatizzano gli aeroporti. Voi che ne sapete e che posizione avete? Vabbè, questo disegno c'è sempre stato. Noi abbiamo... C'è sempre stato da parte di chi? Diciamo dalle varie amministrazioni che si sono succedute. Quello che noi abbiamo posto come problema è un problema più generale, cioè in Sicilia non esiste una rete aeroportuale solida. Ecco, per esempio il caso dell'anno scorso, l'incendio dell'anno scorso, ha dimostrato una fragilità generale del sistema aeroportuale, per cui Comiso non era collegata con Catania, Palermo non era collegata con Catania e Birgi la stessa cosa. Ma ancora oggi Comiso, ad esempio, non ha dei collegamenti adeguati, per cui per un qualsiasi problema, che sia un'eruzione dell'Etna, che sia la caduta di cenere, che sia un incidente, noi non abbiamo un sistema che risponde prontamente all'emergenza. Ecco, sviluppare la rete aeroportuale facendo in modo che ci sia anche un gestore unico, ecco, questo sarebbe un progetto, secondo me. Che vuol dire gestore unico? Un gestore unico aeroportuale, sì, un gestore unico aeroportuale degli scali siciliani. Ecco, questo potrebbe essere un ottimo modo per risolvere una serie di problematiche che purtroppo per geografia, per questioni geologiche, per questioni ambientali e climatiche ci saranno sempre di più nella nostra isola. Magni, ecco, come va a finire? Ci sarà la privatizzazione? Bisogna sempre stare attenti quando si parla di privatizzazione, e così a bruciapelo le dico no, non sono assolutamente d'accordo sulla privatizzazione. Su questo siamo d'accordo. Perché? Non mi piace, è un argomento abbastanza lungo che bisogna studiarsi in maniera, la seconda puntata la rifaremo. Assolutamente. Il nostro tempo è sempre Diciamo che parliamo di un'infrastruttura che è bene che rimanga pubblica, proprio per la mole di traffico che passa da là e dalla mole di cittadini e di turisti che passano da quel lato. Grazie a Giannina Sancio, consigliere comunale dei 5 Stelle di Catania, e a Giovanni Magno, che è consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Catania. Proseguiremo naturalmente, perché poi l'evoluzione delle cose lo imporrà. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco parleremo della Croce Rossa italiana, che svolge un lavoro davvero ammirevole dappertutto, in particolare, come sapete, a Lampedusa. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo della Croce Rossa italiana benemerita che compie 160 anni, ha avuto anche un abbraccio ideale da parte di Papa Francesco, 6.000 volontari e volontari sono andati a rendere omaggio al Papa, e il Papa a sua volta ha voluto in qualche modo ringraziare il lavoro di oltre 150.000 donne e uomini della Croce Rossa che si danno da fare per noi da 160 anni. Noi abbiamo in collegamento il presidente della Croce Rossa italiana, Rosario Balastro. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno, bentrovati. Allora, la Croce Rossa, sappiamo, è impegnata su tanti fronti, da zone di guerra agli sbarchi. Noi la nominiamo spesso e volentieri per Lampedusa, ma prima di parlare di Lampedusa ci fa capire un po' in quale altre zone è impegnata la benemerita Croce Rossa italiana. Ma in tutta Italia sicuramente, ma questo le persone lo sanno, le donne e gli uomini che hanno a che fare con noi lo vedono e ci vedono, però siamo presenti in varie altre parti del mondo. Abbiamo dei progetti in tanti paesi africani, abbiamo dei progetti nell'Asia e nel Pacifico, abbiamo dei progetti nel Sud America. Considerate che in Colombia ci sono state l'anno scorso 444 violazioni del diritto internazionale umanitario. La Croce Rossa svolge progetti antiviolenza lì, quindi diciamo che riusciamo a fare un po' il nostro in Italia e all'estero in cooperazione con le consorelle. Beh, complimenti davvero e grazie per questo panorama così ampio che ci ha fatto capire l'arco di interventi della Croce Rossa. Ora concentriamoci su Lampedusa, che è quella più vicina a noi, di cui parliamo ormai di ora in ora frequentemente, perché continuano ad arrivare agli sbarchi. Ora che c'è il bel tempo, il mare è, diciamo, più tranquillo, le ultime notizie che abbiamo noi, non so, lei ce le potrà confermare perché l'hotspot siete voi a
gestirlo. Ci sono circa 1000 migranti, se non sbagliamo, in seguito agli ultimi sbarchi dovrebbero essere una ventina. Probabilmente sbagliamo per difetto o no? Diciamo che il numero è in costante cambiamento perché ne arrivano, come diceva lei, in continuazione e poi vengono riportati anche sulla terraferma, in particolar modo a Porto Empedocle, dove c'è un altro hotspot gestito dal locale comitato della Croce Rossa in Agrigento. Al momento la situazione è sotto controllo, si comincia a lavorare in maniera molto forte, però è chiaro che con l'approssimarsi della bella stagione che è già arrivata prepotentemente nelle nostre città e nei nostri mari, chiaramente ci aspettiamo una ripresa degli arrivi molto forte, molto importante. E voi come vi state attrezzando per questo, Presidente? Noi abbiamo come sempre il nostro centro organizzato a tutti gli effetti. Adesso l'1 di giugno compirà un anno la gestione del nuovo centro dopo il momento di start-up per cui sono state apportate delle migliorie ed il centro può ospitare centinaia di persone in maniera, diciamo, dignitosa. A fronte di questo stiamo chiaramente anche coinvolgendo i volontari in momenti in turni di servizio anche di una settimana per poter essere pronti chiaramente a venire incontro alle esigenze delle donne, degli uomini, dei bambini che arrivano. Poi ovviamente la conformazione del centro è quella che è. Certo, non è un luogo dove si fa la villeggiatura, questo l'abbiamo capito. La vostra, numericamente, senza voler fare l'aritmetica dei soccorsi, però diciamo voi di quanto personale potete contare, sia personale della Croce Rossa che volontari? Lei dice a Lampedusa? Sì. Sì, oltre 100. Oltre 100. Noi abbiamo fatto questa scelta sin dall'inizio di avere un numero di persone adeguato alle necessità, in modo tale che alle persone venisse restituita quella dignità che sembra persa in un viaggio così traumatico, così pieno di violenze, così pieno di morti e di pericoli. Certo, e purtroppo, Presidente, noi registriamo anche negli ultimi giorni una serie di persone che o risultano ufficialmente morte oppure addirittura disperse nelle acque di Lampedusa, e quindi sappiamo come questo è uno stillicidio doloroso, ma quelli che riescono ad arrivare, malgrado quei barchini orrendi, quella robaccia lì che gli danno gli scafisti prima di partire, o dalla Libia e adesso di nuovo anche dalla Tunisia, malgrado gli accordi che ha fatto il governo italiano con la Tunisia perché non ci fossero partenze, il vostro lavoro in cosa consiste? Ci faccia capire, la vostra assistenza. Allora, intanto grazie di aver ricordato che il numero delle persone morte nel mare è un numero enorme, indefinito e certamente sottostimato, perché probabilmente le cifre sono molto più alte di quelle che noi conosciamo. L'operato delle volontarie e dei volontari, degli operatori di Croce Rossa che sono presenti prima al molo Favarolo e poi all'interno dell'hotspot è proprio un operato e un'azione di umanità. Umanità a cominciare da mani tese, da sguardi che debbono comunicare sicurezza, anche da sorrisi verso i bambini. Ecco, lei prima ricordava l'udienza che c'è stata sabato di Papa Francesco alla Croce Rossa Italiana, che ci diceva quanto è tragico e quanto è traumatico nei confronti dei bambini che hanno vissuto disastri e guerre, ecco, che essi non riescano più a sorridere. E quindi la prima opera è proprio questa, quella di restituire un minimo di serenità e di sicurezza. Dopodiché vengono date chiaramente i beni di prima necessità, quindi dall'acqua al cibo, i vestiti. Viene data la possibilità di rifugiarsi, di lavarsi e di potersi riposare.
Ecco, Presidente, le vorrei dire una parola fuori dai denti, insomma. Lei ha la sensazione, non la voglio impegnare politicamente, ci mancherebbe, ma che, diciamo così, l'opinione pubblica italiana segua con interesse, con passione quello che capita a Lampedusa, oppure l'impressione che abbiamo noi, un po' in fondo interessa poche persone, tranne gli addetti ai lavori come voi, benemeriti, eccetera. Perché come stanno le cose realmente? Guardi, il rischio è che quando una cosa continua in maniera continua la gente abbia una certa assuefazione. Questo accade anche nelle guerre, nei disastri naturali, per cui a un certo punto non fanno più notizia nonostante esistano. Quindi questo rischio c'è, però l'attenzione dell'Italia a quella che è la situazione a Lampedusa c'è, è alta, sia per un consapevole e anche legittimo, una legittima richiesta da parte della cittadinanza al governo e alle istituzioni internazionali di voler gestire il fenomeno migratorio in maniera tale da rispettare la dignità dell'uomo e le esigenze di sicurezza della cittadinanza. E c'è anche un certo rispetto, e noi questo lo apprezziamo tanto, nei confronti degli operatori umanitari, in un periodo dove questo non è scontato, perché non è scontato che gli operatori umanitari possano avere libero accesso, e questo lo vediamo in Medio Oriente, lo vediamo in altre zone di guerra, dove addirittura gli operatori umanitari sono diventati un bersaglio. Quindi noi ringraziamo e siamo felici del fatto che la cittadinanza comunque sia attenta a quello che la Croce Rossa deve fare sotto un profilo umanitario. E evidentemente poi ognuno di loro, ognuno di noi ha le proprie idee per quello che vuole sulla gestione del fenomeno, cosa che ritengo assolutamente legittima. L'ultima domanda, Presidente, gliela faccio proprio a ciò a cui faceva riferimento lei quando ha detto anche le zone, anche gli interventi umanitari possono diventare delle volte bersaglio di guerra, quindi il riferimento è chiaramente a Gaza e a tutto quello che sta succedendo. Stamattina la nostra Emanuela ci ha raccontato le ultime notizie che parlano di un ritiro relativo, diciamo, di Israele verso nord, quindi per lasciare, diciamo, un po' più spazio nella parte meridionale di Gaza. Voi a Gaza siete impegnati? Noi siamo impegnati sia aiutando la Federazione Internazionale di Croce Rossa, che è un po' la nostra famiglia, che raggruppa 191 società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e sia direttamente avendo inviato a Gaza 231.000 kg di farina. Abbiamo visto le immagini con cui questa farina veniva impastata ed è diventata pane per le persone sfollate. Parliamo di 1,5 milioni di persone sfollate su 2.100.000, quindi siamo al 75%. Inoltre siamo parte del tavolo del Ministero degli Esteri, si chiama Food for Gaza, insieme al Programma Alimentare Mondiale e alla FAO. Proprio ieri sera a Roma eravamo impegnati in una riunione insieme al ministro Tajani e al ministro israeliano affinché il governo di Israele consenta l'arrivo di maggiori beni, perché al momento arriva circa il 50% delle necessità giornaliere, quindi ogni giorno si accumula il 50% di persone denutrite in più. Ecco, questo è veramente forte, questo non è accettabile. Con queste sue parole amare, queste considerazioni sue ci lasciamo. Presidente, le auguriamo ancora buon lavoro e non possiamo naturalmente non ci permettere complimentarci e ringraziarvi tutti voi della Croce Rossa per quello che fate a Lampedusa, a Gaza e negli altri 1000 posti dove siete impegnati da ormai 160 anni. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Torna la prova costume, ma io vi devo testimoniare questa cosa per quanto possa interessare. Ieri ero alla playa, ma in uno degli stabilimenti della playa.
sembrava Ferragosto, cioè, insomma, non esagero, migliaia di persone a perdita d'occhio. Allora, a maggior ragione abbiamo bisogno della dottoressa Evelina Flacchi, nutrizionista. Buongiorno dottoressa, come si fa con la prova costume adesso così? I tempi sono diventati troppo rapidi, ormai è come se fossimo in piena estate e siamo soltanto agli inizi di aprile. Aiuto! Sì, infatti dovremmo preoccuparci un po' prima, perché perdere chili e perdere soprattutto grasso non è facile. Si possono perdere velocemente liquidi, ma per perdere grasso bisogna innescare delle strategie che prevedono la riduzione delle calorie giornaliere, ma anche l'attività motoria. Poi dipende sempre dalla nostra problematica individuale. Giusto. Allora, andiamo con ordine, dottoressa, perché lei ha già accennato una serie di temi che sono importanti tutti. Prima di tutto, alimentazione, per cercare soprattutto, diciamoci la verità, di un po' diminuire quella che a Roma la chiamano la panza, cioè, diciamo i chili più che abbiamo sull'addome. Che alimentazione suggerisce? Allora, i chili distribuiti sul grasso addominale in realtà possono essere anche un segnale di problemi per la salute, perché non abbiamo solo una riserva di grasso, ma la zona addominale è diciamo quella che può, se il grasso è in eccesso, può innescare dei meccanismi metabolici negativi come problemi cardiovascolari e diabete. Quindi dovremmo per prima cosa fare degli esami del sangue e vedere con il nostro medico se abbiamo glicemia alta, colesterolo alto, e la scelta della dieta si baserà anche su queste valutazioni, perché i cibi possono aiutarci a ridurre anche queste problematiche di salute e quindi avremo anche una diminuzione del grasso addominale in relazione al miglioramento di questi valori. Ecco, ma questo è giustissimo ed è importante, quindi attenzione, la pancia può essere anche un segnale di altre cose, ma ammettiamo che uno stia, diciamo, facendo gli scongiuri, uno stia bene, e però beve, mangia, fa la pasta, i sughi, i zuccheri, i dolci, poi qua a Catania, dove siamo noi, naturalmente non ne parliamo. Che si deve fare? A cosa si deve rinunciare e cosa bisogna invece, cosa a cui non bisogna rinunciare? Allora, in realtà non dovremmo rinunciare a molto, ma dovremmo ridurre le porzioni di tutto. Ecco, ecco, la dieta mediterranea prevede gli alimenti che soprattutto in Sicilia si consumano, quindi anche la pasta non va demonizzata, possiamo sceglierla integrale e soprattutto possiamo abbinarla con delle verdure che in questa stagione ci aiutano moltissimo a creare senso di sazietà. Quindi dopo una colazione tradizionale che può essere diciamo iniziata con un buon bicchiere d'acqua, poi a seconda dei gusti del latte o dello yogurt col caffè, 2 fette integrali con un velo di marmellata, il pranzo in base alle proprie necessità potrebbe essere anche un piatto di pasta integrale con delle verdure e finire lì e la cena finire lì, pasta integrale con verdure, prendere nota. Esatto. Anche perché questo ci può aiutare se decidiamo di fare una buona camminata di almeno 45-60 minuti nel pomeriggio o abbiamo finito il lavoro. Ma camminata o corsa, dottoressa? Scusi l'interruzione. Ma basta, perché
perché ognuno di noi ha le proprie diciamo capacità e il proprio allenamento. Se non siamo allenati bisogna camminare magari di buona lena per almeno 45 minuti. Vale di più il tempo, la durata, che l'intensità nella prima fase. Quando l'allenamento procede bene, è chiaro che possiamo anche camminare velocemente o addirittura correre, perché se si fa sforzo si bruciano zuccheri e non si brucia grasso. Questo è molto importante. E che vuol dire? Che differenza c'è? C'è, perché se si fa sforzo l'organismo, e magari anche in breve tempo, l'organismo non innesca quel meccanismo per attivare il consumo del grasso che si ha dopo 20 minuti. È per quello che noi consigliamo di fare almeno i 40 e 45 minuti. I primi 20 minuti si bruciano zuccheri e poi si comincia a bruciare il grasso di riserva. E quindi un buon piatto di pasta ci può aiutare a dare l'energia giusta, perché è anche di lunga durata, per fare questa attività senza soffrire. Ogni tanto ce lo dicono anche i calciatori, dicono prima di fare la partita c'è la nostra benzina e un piatto di pasta, è vero? La benzina. Poi è molto importante bere almeno 2 litri d'acqua nella giornata, soprattutto. 2 litri? 2 litri. Sono aumentati i parametri perché si è visto che si beve troppo poco, e quindi 1,5 litri è il minimo. Se si fa attività fisica, se poi si comincia a sudare, ci vogliono almeno 2 litri. Poi la verdura, chiaramente la sera, potrebbe essere abbinata a un piatto proteico, quindi o di carne o di pesce. È importante comunque tenere a bada le cotture, perché in questa stagione possiamo diciamo scegliere delle ricette molto più leggere rispetto alla stagione passata, e questo ci aiuta a tagliare le calorie. Scusi, all'inizio ha detto quando ci alziamo ci beviamo un bicchiere d'acqua, ma chi lo fa questa cosa qua, di bersi il bicchiere? Invece sarebbe una buona abitudine, soprattutto se non beviamo magari durante la notte, perché l'acqua è il veicolo più, diciamo, comodo, tra virgolette, per eliminare le scorie e le tossine accumulate nella notte. E comincia a dare una buona quota di idratazione alla nostra giornata. Quindi c'è un bicchiere all'inizio e poi durante la giornata 1,5 litri, 2 ancora. Ecco perché vedo tutta la gente ormai con la bottiglia in mano. Una volta erano le modelline, no? Le prendevano in giro perché avevano sempre questa bottiglietta in mano. Adesso tutti hanno la bottiglia d'acqua in mano, bevono a tutti i momenti, così. È giusto questo? Esatto. Impariamo tante cose. Ora c'è il numero dei pasti, su cui non glielo nascondo, dottoressa, io ho intervistato parecchi suoi colleghi, qua non si capisce più, devono essere 3, 5, quanti pasti bisogna fare durante il giorno? Allora, secondo le regole, diciamo le linee guida di una sana alimentazione, al di là di tutte le mode, i pasti nella giornata dovrebbero essere almeno 5, 3 importanti e 2 spuntini, per evitare diciamo la fame nella serata e per controllare la risposta insulinica. È importante dare però una quantità a questi pasti, quindi dovremmo tornare al vecchio detto: colazione da re, pranzo da principe e cena proprio povera. L'ultima cosa, dottoressa, perché lei è molto simpatica anche nell'esporre le sue come dire, prescrizioni. Allora è inevitabile, zuccheri ce li dimentichiamo, quindi i dolci basta, aboliti, no? O no? Esatto, perché in realtà anche saltare i pasti potrebbe essere adatto se lo facciamo saltuariamente, perché tutti possiamo creare come consiglio il pasto di recupero, la giornata di recupero, nel senso che dopo una
passata con amici dove abbiamo ecceduto di tutto, magari il lunedì possiamo fare una giornata leggera di calorie e quindi magari fare anche saltare magari anche un pasto o bere una spremuta o mangiare solo della verdura. Ma appunto questa cosa del digiuno intermittente di cui si parla tanto, ne abbiamo parlato anche qui altre volte, è giusto, lo suggerisce? Allora è un tema per tagliare calorie alla fine, ecco, ma non ci sono dati scientifici se non adesso. Uno studio importante fatto a Chicago, addirittura di 8 anni, dà allora un segnale di allarme, perché chi la segue con una certa continuità può incorrere in problemi cardiovascolari e in altre problematiche di salute. Digiuno intermittente, ma come dire, ogni tanto però, ecco. Bravo, saltuario. Proprio perché avere la coscienza di quello che facciamo, cioè il concetto di base è sempre lo stesso. A livello scientifico le entrate devono essere bilanciate dalle uscite. Se siamo in sovrappeso, le entrate devono essere minori delle uscite caloriche. Quindi è chiaro che si innescano vari meccanismi che possono aiutarci anche a ridurre la quota calorica. Io insegno e consiglio sempre di iniziare il pasto con un bicchiere d'acqua e un piatto di verdura, perché ci crea sazietà. Anche prima di un piatto di pasta iniziamo con un bicchiere d'acqua e delle verdure e il piatto di pasta ci basterà, anche se è di 80 grammi. Perfetto, avremo un sacco di altre curiosità, lo faremo successivamente in altre trasmissioni, il tempo a nostra disposizione è purtroppo finito. Grazie alla dottoressa Evelina Flacchi, nutrizionista, ci ha riempito di suggerimenti e consigli. Adesso nel giro di una settimana saremo tutti perfetti e longilinei. E adesso l'almanacco. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi, quindi l'8 aprile, è dedicato a celebrare il Romano Dives, la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti. Un giorno per ricordare il primo congresso mondiale del popolo Rom a Londra nel 1971, che segnò l'inizio della Romani Union, la scelta della bandiera Rom e l'adozione dell'inno Yelem Yelem. Volete arrivare in estate in forma smagliante? Ecco un consiglio: mantenete la cucina ordinata. Infatti uno studio della Cornell University ha dimostrato che le persone mangiano di meno in un ambiente pulito e organizzato. Lo stress di un ambiente disordinato può infatti portare a mangiare di più. Il modo di dire cavallo di battaglia si usa per parlare di quella cosa che una persona sa fare meglio di tutte, quella che tira fuori quando vuole davvero impressionare. L'espressione viene dai tempi antichi, quando i capi in guerra sceglievano i loro cavalli più bravi per combattere. Quindi, quando qualcuno dice che qualcosa è il suo cavallo di battaglia, significa che è il suo forte, la sua specialità, un po' come il superpotere su cui può sempre contare. Noi ce l'abbiamo, e come il nostro cavallo di battaglia, a meno che non sia in America a seguire il sole nero. Ah no, è lì con la sua tazzina. Marco Amato. Buongiorno Michele, buongiorno Manuela. Buongiorno. Il sole è sempre più bello nella nostra Sicilia. Che bella questa tazzina floreale che stiamo intravedendo, sì. Qui Oggi è danese. Ah, fantastico. Senti, ma il sole nero porta bene? Che dici su quello? Allora, il sole nero che significato ha in astrologia? È un'eclissi, sarà visibile soprattutto in America, appunto, perché l'osservazione del cielo è una questione di angoli azimutali, quindi dipendono molto dal punto di osservazione, perché studiamo in astrologia dei moti apparenti e proiettati sulla volta celeste dei pianeti. Questo sole nero cosa significa? La luna è la sonda della nostra emotività, quindi quando avviene un'eclissi la luna tende a scavare proprio dentro ciò che non vogliamo vedere, quindi il fenomeno
cronologia della luna nuova in Ariete, che creerà un'eclissi di sole, sarà assolutamente importante proprio perché ognuno dei 12 segni zodiacali toccherà con mano una parte del proprio io che vuole superare per evolvere al meglio. Quindi se per Sole Nero intendevate un cattivo presagio, ebbene non è così, perché Nobite Auton è sempre la regola che vale in astrologia, conoscere se stesso in tutte le proprie parti, anche quelle che a volte non ci va di guardare. Per esempio, oggi ho superato brillantemente, come da 49 anni, la prova costume. Quello era il serbatoio delle mie paure che porto sempre dietro, ma è sempre superata. Complimenti, complimenti anche per questo. E adesso le stelle che ci dicono? Altre cose belle? Sì, anche perché oggi volevo proporre un argomento molto interessante, nel senso che io sono un patito di Cortesia per gli ospiti, che è un programma che è molto divertente perché 3 giudici sono chiamati a essere ospiti a casa di una persona X che comunque si mostrerà cordiale e ospitale con i propri behavior naturali, col proprio arredamento, col proprio design. E la cosa molto divertente che sono ben 3 giudici che giudicano design, arredamento chiaramente, cibo e i modi di fare della persona. In questo caso, in questa edizione fortunatissima di questo programma che dura da 20 edizioni, abbiamo Xaba della Zorza, Valbuzzi e Zorzi. Sono i 3 giudici che sono rispettivamente Vergine, Cancro e Ariete. Su 2 l'astrologia è molto d'accordo, perché la Vergine è sempre molto attenta ai modi, mentre il Cancro è proprio il segno della casa. Non bisogna essere solo Cancro per avere una bella casa, perché nel nostro oroscopo è la 4ª casa, quindi il segno che viene 4 segni dopo il nostro ascendente, che ci dà informazioni su come arrediamo o su come possiamo creare un ambiente. Per esempio, l'ambiente di casa mia è tipica di un Nettuno in 4ª casa. Nettuno è pianeta del mare, dell'armonia, dell'arte, del sublime. È vero che casa mia è un po' una piccola galleria d'arte, ed è vero che casa mia è una curiosità che non conoscete perché non la vedete in tutte le sue parti, è piena di balene e meduse. Ma questo è un mistero di cui vi parlerò in un'altra puntata. Le stelle di oggi con la luna in Ariete vedono protagonisti i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario, forti e capaci e decisionisti e pronti a dare l'iniziativa e lo start a tutto. Mentre invece i Terra, Toro, Vergine e Capricorno si stancano un po'. Il Toro è stanco di tutta una serie di attese, soprattutto in amore. La Vergine non più sopporta tutte le responsabilità che gli gravano, oggi starà un po' a guardare e delegherà, mentre invece i Capricorno si aspettano grandi notizie dal mondo lavorativo. Ottima questa luna invece per gli Aria, soprattutto Gemelli e Acquario, che trovano di nuovo l'iniziativa, la comunicativa e il senso brillante del loro parlare, del loro relazionarsi con la gente, mietendo anche tante vittime fascinose. Sono dei segni zodiacali che dialetticamente sono eccellenti. Opposto è al segno della Bilancia, quindi una Bilancia che guarda proprio di cui ha bisogno un po' d'amore, protezione e sentimento. Anche le bilance si stancano persino di giudicare. I pesci, i Cancro e gli Scorpioni, i segni d'acqua, cosa fanno con questa luna? Il Cancro ha questa luna di quadrature. Questa eclissi porterà al Cancro un vero e proprio senso di eclissamento proprio della propria personalità. A volte, cari Cancro, non sempre è congeniale esprimere troppo la propria emotività e i propri sentimenti, mentre invece gli Scorpione giocano più ironicamente su tutto quanto e diventano molto più eclettici e creativi, optando anche per nuove collaborazioni divertenti e anche facendosi venire in mente qualche progetto nuovo, soprattutto perché i giganti planetari Giove e Urano stanno finalmente alleggerendo il proprio gravame su questo segno zodiacale. Pesci per ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, i
pesci con questa luna che hanno proprio davanti, quindi nella loro reale seconda casa, avranno una fermezza d'animo e una capacità decisionale che lascerà tutti di stucco. In genere i segni d'acqua sono molto dolci e comprensivi, ma quando decidono di imporsi sono assolutamente fermi e perentori. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e un buon inizio settimana. Grazie anche a te, caro Marco. E adesso, Emanuele, facciamo in tempo per una breve notizia? Brevissima. Allora, dal Corriere della Sera parliamo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno inaugurato una mostra, sarà una mostra itinerante che girerà il mondo, ma debutta a Palazzo Reale, se la regia appunto riesce a farcela vedere. Bellezza, una storia italiana a Palazzo Reale, il mondo di Milano, certo, il mondo di Dolce Gabbana. I giovani sappiano quale straordinario patrimonio artigianale abbiamo qui, e c'è anche un omaggio in questa mostra naturalmente alla Sicilia e alle tradizioni siciliane. Adesso di corsa, l'8 aprile del 1820 viene svelata la Venere di Milo, che potete vedere naturalmente al Louvre di Parigi, una scultura, malgrado vedete non abbia le braccia purtroppo, è simbolo di eleganza, sensualità, e che è stata scoperta tra le rovine dell'antica città di Milo. Salto nel tempo all'8 aprile 1986, quando Clint Eastwood, stanco delle burocrazie comunali, decide di prendere in mano le redini della piccola Carmel, una città in California. Con una campagna elettorale basata sull'integrità e il contatto diretto con la gente, Eastwood conquista il cuore degli elettori diventando sindaco con una schiacciante maggioranza. Eccolo qua. 4 anni dopo, nel 90, la televisione americana, vedete, Twin Peaks fa debuttare Twin Peaks con la regia del visionario David Lynch e le musiche dell'italo-americano Angelo Badalamenti. La serie TV diventa un culto. Avresti dovuto leggerla tu. Ma non importa, noi siamo intercambiabili. Ecco perché eri inquadrata tu. Adesso tu, dai. Vado io. Allora, l'8 aprile del 1992 il grande tennista Arthur Ashe annuncia di essere affetto da AIDS, malattia contratta in modo tragico e involontario. La sua confessione apre un dibattito nazionale proprio sull'AIDS, portando maggiore consapevolezza su questa epidemia. Vai tu o vado io? Vado io? Va bene. L'8 aprile del 2005 il mondo intero si ferma per rendere omaggio invece a Papa Giovanni Paolo II. I suoi funerali vedono la partecipazione di rappresentanti di tutte le fedi e tutti i leader mondiali. Benissimo, e adesso per chiudere un po' di musica ascoltiamo un classico senza tempo collegato alla stagione in corso, Primavera in anticipo di Laura Pausini, un album che ha venduto, pensate, più di 2 milioni di copie in 47 paesi. Pubblicato nel 2008 questo album ha anche una versione in spagnolo che si chiama Primavera Anticipada, scusate se il mio spagnolo, che ha riscosso lo stesso successo internazionale, così altri 2 milioni, e così mentre il calendario segna ancora la primavera, noi già qui viviamo un assaggio dell'estate, come si è visto ieri alla playa di Catania. Primavera in anticipo, buona giornata, a domani.